Per capire l'importanza di un bacino di laminazione piccolo come quello appena inaugurato tra Colcerese e Breganze, basta riavvolgere il nastro di appena 4 anni, 30 agosto 2020. Il vicino sottopasso della Gasparona che transita sotto la superstrada pedemontana andò sott'acqua 2 volte nel giro di un anno e anche appena entrata in funzione, seppure parzialmente, la cassa si è già attivata 5 volte. È una zona ricca d'acqua quando piove purtroppo e quando piove qui succedono i danni perché i canali sono quelli che sono, non sono stati allargati in questi anni, si è pensato solo a costruire senza creare nuove vie d'acqua e quindi quando c'è una pioggia intensa qui purtroppo ci sono delle tracinazioni e si mette a rischio veramente il territorio. Qui il terreno è argilloso e impermeabile, ogni pioggia abbondante rischia di creare problemi. L'opera si trova al confine dei comuni di Colcerese e Breganze. Qui abbiamo abbattuto i campanili e abbiamo collaborato assieme al Consorzio di Bonifica per risolvere una problematica che era pesante, risultava pesante sul territorio. Ci siamo trovati questo problema risolto di fatto e fatto anche, come abbiamo sentito, in tempi molto brevi grazie alle sinergie e alla collaborazione di più istituzioni. Ci auspichiamo che sia possibile sempre fare così, magari evitando di arrivare a un problema da risolvere, magari a una soluzione già buona in origine, ma in ogni caso progettare e realizzare opere pubbliche non è mai facile, da qualsiasi parte politica ci sia. L'intervento finanziato coi fondi stanziati dalla Protezione Civile Nazionale dopo la tempesta Vaia è costato 1,5 milioni di euro, a cui si sommano 550.000 euro per la pulizia e la sistemazione delle sponde. Questa cassa di laminazione attenua gli effetti portati dalle piene dell'Ariale, dell'Avert e dell'Astico Tesina, ma non è l'unica realizzata lungo l'asta del Brenta. Parlo delle casse di espansione che sono state fatte a Romano Isolino, quelle che sono state fatte a Rossano Veneto, a Mussolente, tutti i canali scolmatori che stiamo prendendo per mano uno per uno e quindi è un'opera intensa anche con la collaborazione della Regione Veneto che ci supporta abbastanza in questo senso e quindi stiamo percorrendo un percorso che ci permette di mettere in sicurezza il territorio.